La legislazione di tutele, se vi è che nazionale che è sore tutte le legislazioni, se vi è che complementare di produzione regionale, in particolare mi riferisco alla legge 15 e alla legge 29 della regione, e hanno permesso di mettere a disposizione delle risorse che prima non erano proprio per favorire l'inserimento, ma anche la formazione degli insegnanti. Uno degli aspetti più importanti che sono venuti fuori in questi anni è proprio la formazione di un troppo di insegnanti che vedono la competenza dall'insegnamento dalle lingue in generale, non dal furlan solo, dalle lingue, perché il problema che si presenta con l'italiano, ma anche con l'inglese, ma anche con il furlan. Ha bisogno dentro di questo, allora, portare anche l'insegnamento dal furlan in una logica di plurilinguismo. Questo è stato il grande momento di scoperta che si è fatto mediante anche ciò che l'università, in qualche maniera, le professoresse Schiavi e altri hanno favorito per una riflessione anche a livello accademico e anche teorico, e dopo con tutti gli convegni, con tutte le riflessioni che sono state fatte da scuole e da insegnanti in questi anni.